Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Anche i siciliani si chiedono cosa cambierà con Trump tornato alla Casa Bianca. Nostro mini sondaggio a Catania. Poche aspettative e anche qualche dubbio. Paura nella notte a Comiso, esplode un ordigno davanti alle pompe funebri, per fortuna nessun ferito. A Palermo incendio doloso in un reparto del Policlinico, un vigilante intossicato dal fumo. Manifestazione di centinaia di cittadini e comitati civici di Enna, Caltanissette e Agrigento davanti alla presidenza della regione a Palermo per chiedere interventi contro la siccità che dura da mesi, torrida estate compresa, senza efficaci misure di contrasto. Stabilizzazione dei precari, nuova sanatoria sul bollo auto, interventi per la siccità. Decine le misure in arrivo in regione, valgono quasi 1,2 miliardi. Un'inchiesta del quotidiano La Sicilia fa emergere il sistema opaco dei fondi per lo spettacolo e gli eventi, erogati ad associazioni appena nate o a pochi fortunati. Tutto senza evidenza pubblica e in nome della promozione turistica. Calcio, il Catania cerca del gol perduto dopo gli sprechi nel derby. I rossazzurri domenica allo Scida contro il Crotone. La partita sarà trasmessa in chiaro da Telecolor. Bentrovati, l'America ha scelto, Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti, dalle guerre all'economia, passando per i rapporti con l'Europa, nostro mini sondaggio sulle aspettative dei siciliani. Per molti intervistati, sorpresa, non cambierà granché. Tonino De Mana è in giro per Catania. Seguendo in diretta le elezioni americane. Sì. E chi ha vinto? Trump. Donald Trump è il 47esimo presidente americano e torna alla Casa Bianca dopo aver battuto Kamala Harris. Un successo, quello del tycoon americano, certificato dai numeri con le schiaccianti vittorie in Pennsylvania, North Carolina e Georgia. Cosa cambia adesso? E soprattutto, quali sono le aspettative dei siciliani? Lo abbiamo chiesto a caldo in un mini sondaggio a Catania. Io temo che purtroppo andremo a peggiorare la situazione mondiale, perché di certo non è una persona che cercherà di risolvere i conflitti, anzi tutt'altro. Io lo approvo, secondo me, perché è molto meglio di Biden. Non cambia nulla perché secondo me si torna indietro, però poi parleranno secondo me i fatti. Per l'Europa secondo me non cambia niente, perché per come siamo messi ora, se non ci diamo una svegliata ideologicamente sarà lo stesso, o Harris o Trump. Secondo me dobbiamo darci una svegliata noi. Gli americani rimpiangeranno Biden? Assolutamente no. In campagna elettorale ha detto: io in 24 ore fermerò la guerra in Ucraina. E adesso? E adesso penso che non sia vero, penso che la guerra continuerà come continua anche in Palestina. Sul fronte delle guerre spero che migliori qualcosa, perché finora abbiamo visto un po' di passività in merito. Dicono che comunque non ci dovrebbero essere guerre, però non ne ho idea. L'America ha scelto, il mondo adesso guarda con interesse e curiosità al Trump bis. Torniamo alle vicende siciliane con una notizia di poco fa che fa veramente impressione. Una ragazzina di 15 anni si è tolta la vita impiccandosi con una corda all'altalena nella proprietà di famiglia in un paese nella provincia di Enna. La procura ha aperto un'inchiesta, l'ipotesi è di istigazione al suicidio. La studentessa si era trasferita dal nord Italia con la famiglia soltanto qualche mese fa. Paura nella notte a Comiso, esplode un ordigno davanti alle pompe funebri vicino al commissariato di polizia, per fortuna nessun ferito. Veronica Barbarino. Paura nella notte a Comiso. Un ordigno esplosivo è stato collocato da ignoti davanti alla porta d'ingresso di un'agenzia di pompe funebri in via Attilio Regolo. L'esplosione ha creato un forte boato e allarmato i molti cittadini della zona. E a voi che cosa ha causato? Io avevo la macchina qua parcheggiata e mi ha rotto il parabrezza. E a casa? E i vetri di là sopra tutti li ha rotto. L'ho sentita in campagna, ma nel Mureccaccio sono 1,5 km. Erano le 2 meno un quarto.
Le fiamme hanno subito avvolto i locali al piano terra, dove si trova l'agenzia, e l'onda d'urto ha causato la rottura dei vetri degli appartamenti limitrofi. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Partendo dalla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli investigatori hanno avviato le indagini senza escludere nessuna ipotesi. Panico al Policlinico di Palermo per un incendio divampato al reparto di ostetricia e ginecologia e i vigili del fuoco hanno accertato che il rogo è di natura dolosa. Lorena Dolci. Quando ha visto il fumo e le fiamme che stavano invadendo il reparto che ospita gestanti e neonati, il vigilante del Policlinico di Palermo in servizio a ostetricia e ginecologia non ci ha pensato due volte. Ha cercato di spegnere il fuoco, evitando il peggio, ma è rimasto intossicato ed è ricoverato in codice giallo. Le squadre dei vigili del fuoco hanno poi domato l'incendio, facendo una inquietante scoperta. Le fiamme erano partite da un mucchio di stracci imbevuti di liquido infiammabile, lasciati in un cestino dello spogliatoio del personale. Un incendio di chiara origine dolosa. E c'è un precedente. Alcuni giorni fa un altro rogo era divampato negli ex locali del Centro Qualità Rischio Chimico, che fa capo a Villa Sofia Cervello, ospitati per anni al Policlinico ma in via di trasferimento. Dentro c'erano ancora costosi macchinari che dovevano essere portati nella nuova struttura. Se si dovesse scoprire che anche quello è stato appiccato dolosamente, si allungano ulteriori ombre sulla gestione del centro, visto che ci sono voluti 8 anni per completare il trasferimento di quello che in tanti hanno definito il laboratorio degli sprechi, con macchinari costosissimi fermi e mai utilizzati. A Lentini arrestati 3 uomini accusati dell'omicidio di Sebastiano Palermo, trucidato a colpi di pistola nel febbraio scorso. Si ipotizza il movente di natura economica. A Palermo, in carcere, un giovane accusato di tentato omicidio. Per uno sguardo rivolto alla sua ragazza aveva pugnalato 2 mesi fa un 21enne, ferendolo gravemente con almeno 9 fendenti. Crisi idrica, sit-in a Palermo del Codacons e dei movimenti per l'acqua di Caltanissetta, Agrigento e Enna. Centinaia di cittadini arrabbiati hanno manifestato davanti a Palazzo d'Orléans, sede della regione. Marco Gullà. Arrivano dalle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento, chiedono il bene primario, l'acqua. In alcune zone di queste città l'acqua arriva ogni 21 giorni. In Tunisia hanno l'acqua tutti i giorni e in Sicilia siamo ridotti così. L'acqua c'è, zona dove non ce l'abbiamo. O tutti o nessuno, non esiste una siccità. Chiedono urgentemente un incontro con il presidente della regione Renato Schifani. Sono disposti a manifestare ad oltranza fino a quando non avranno risposte concrete. Con l'innaffiatoio facciamo le docce per risparmiare l'acqua. Scusi il francesismo, incazzate, perché non è normale nel 2024 avere l'acqua ogni 6 giorni solo per l'incapacità e l'inadempienza di gestori. La diga Ancipa intanto è sempre più vuota. Dal 15 novembre prossimo a ricevere acqua dall'invaso nell'Ennese saranno solo 5 comuni, mentre le erogazioni cesseranno per tutti gli altri. La Sicilia è una regione totalmente bagnata dal mare, ha bisogno di fare la danza della pioggia per avere l'acqua dai propri rubinetti. Arrivano bollette esagerate, si parla di 1.000-1.200 euro, senza un servizio ovviamente. Secondo il PD occorre portare avanti in tempi rapidi politiche di modernizzazione fisica dei sistemi irrigui e risulta evidente che sono necessari forti investimenti, hanno detto nel corso di una conferenza stampa. A Castiglione di Sicilia il responsabile dello sportello CAF della UIL è stato malmenato nella sede del sindacato da un uomo che si rifiutava di pagare la tariffa obbligatoria per una prestazione. L'aggressore ha anche danneggiato gli uffici dell'organizzazione sindacale. La vittima è stata ricoverata per trauma cranico e toracico. L'auto della scorta di Giovanni Falcone è esposta in Piazza Duomo a Siracusa. Tantissimi giovani ricordano la strage di Capaci. Al nostro TG Tina Montinaro, vedova di uno degli agenti assassinati con il magistrato e la moglie. I ragazzi, dice, li vedano come esempio. Francesco Aloi.
5 nomi, 5 persone uccise dalla mafia. Nella Quarto Savona 15 viaggiavano il giudice Falcone con la moglie e i 3 agenti di scorta. Oggi è esposta in Piazza Duomo a Siracusa. La strage di Capaci è sempre viva. La macchina ci fa rivivere quei momenti che nessuno vuole ricordare, perché sono dei momenti appunto che proprio drammatici. Io quando ho visto la macchina sono rimasta un po'... sono venuti un po' i brividi in realtà. È la prima volta che quest'auto arriva in città, una testimonianza importante di quanto è accaduto, che anche i giovani devono ricordare. Nonostante la pioggia, loro sono qui. Un'immagine davvero toccante, perché ti fa capire dove parecchio tempo fa poteva arrivare la mafia, che al giorno d'oggi può succedere anche la stessa identica cosa. Ci fa capire la gravità, quanto può essere cattivo il genere umano. Lei è Tina Montinaro, moglie di Antonio, caposcorta di Falcone. Quanto ha vissuto lo porta in giro per l'Italia, soprattutto ai ragazzi. Gli eroi dei giorni nostri sono proprio loro, chi ha perso la vita per lo Stato lottando contro la mafia. Sì, sono i nostri eroi. Per me era innanzitutto mio marito e il padre dei miei figli. E diciamo che i ragazzi li devono vedere sempre come esempio, perché sono uomini che hanno fatto il loro dovere. Perché tutto questo non può essere dimenticato. Il femminicidio di Lorena 40, 4 mesi fa a Furcisicolo. Il ministro Nordio acquisisce gli atti per vederci chiaro. L'autore del delitto potrebbe infatti vedersi cancellato l'ergastolo inflittogli grazie all'attenuante dello stress da Covid. Francesco Triolo. Le carte del femminicidio di Lorena 40 finiscono sul tavolo del ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'acquisizione degli atti è stata decisa dopo l'interrogazione parlamentare della senatrice messinese di Italia Viva Daphne Musolino sul nuovo processo a carico dell'ex compagno della ragazza Antonio De Pace. Il ministro Nordio ha quindi chiesto una relazione alla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, che si sta occupando in seconda battuta della vicenda per la mancata concessione delle attenuanti generiche nel primo giudizio. Lorena 40, la studentessa di medicina originaria di Favara nell'Agrigentino, fu uccisa nel marzo del 2020 a Furcisicolo dall'infermiere calabrese reo confesso Antonio De Pace in piena pandemia. De Pace, proprio con il nuovo processo a Reggio deciso dalla Cassazione nel luglio scorso, potrebbe vedere cancellato l'ergastolo inflitto al primo giudizio d'appello a Messina grazie a quella che è stata definita l'attenuante da stress da Covid-19. Secondo la Cassazione, infatti, i primi giudici d'appello che a Messina gli inflissero l'ergastolo non avrebbero valutato adeguatamente il contesto in cui maturò il femminicidio, cioè la pandemia, un orientamento, quello della Cassazione, che a luglio aveva provocato una vera sollevazione nazionale e che nella sua interrogazione parlamentare al ministro Nordio la senatrice Musolino aveva bollato con parole durissime. Entra nel vivo la discussione sulle variazioni di bilancio alla Regione, mentre arriva anche la nuova legge di stabilità 2025. Decine le misure in arrivo che valgono quasi 1 miliardo e 200 milioni. Manlio Viola. Entra nel vivo all'Ars la discussione sulle variazioni di bilancio, un provvedimento da $500 miliardi che sarà seguito poi dalla legge di stabilità 2025. Si è conclusa la discussione generale e oggi è iniziata quella sui singoli articoli. Si conta di portare ad approvazione alla norma entro la settimana. Dalla giunta di governo poi si attende la trasmissione della legge di stabilità approvata ieri sera. Nel complesso €650 milioni, di cui 550 sono stanziamenti in favore dei comuni, delle città metropolitane e dei liberi consorzi. A questi numeri si sommano i numerosi interventi contenuti nella legge di bilancio, tra i quali il finanziamento del trasporto pubblico locale e del collegamento con le isole minori, €85 milioni per la compartecipazione al fondo sanitario che cresce complessivamente, insieme agli stanziamenti romani per l'isola, di €170 milioni. 10 milioni poi per incentivare la presenza dei medici nei presidi con maggiore carenza di organico. Le iniziative in materia di contrasto alla siccità e per l'agricoltura valgono circa €50 milioni, ci sono poi finanziamenti ai comuni per acquistare gli scuolabus. Prevista la stabilizzazione del personale ASU del Dipartimento regionale dei beni culturali, altri interventi in materia di protezione civile e turismo e una nuova sanatoria sul bollo auto.
Un'inchiesta del quotidiano La Sicilia fa emergere il sistema opaco dei fondi per lo spettacolo e gli eventi erogati a associazioni appena nati o a pochi fortunati, tutto senza evidenza pubblica e in nome della promozione turistica. Ai nostri microfoni Mario Barresi, autore dell'inchiesta, insieme con Luisa Sant'Angelo. Eva Spampinato. Io partirei proprio dai numeri, c'è un ristrettissimo elenco di poche associazioni, 80 circa, che cuba finanziamenti per circa 8 milioni e stiamo parlando soltanto di eventi e organizzazioni legate a spettacolo, musica, teatro, con affidamenti diretti senza criteri oggettivi. Oggi sulle pagine del quotidiano La Sicilia Mario Barresi e Luisa Sant'Angelo firmano una inchiesta che fa luce su un sistema quantomeno opaco che dai palazzi della regione eroga finanziamenti per spettacoli ed eventi ad una cerchia magica di amici senza evidenza pubblica con la scusa della promozione turistica. La forma è anche sostanza e quindi c'è questo sistema che con diciamo, la scusa della promozione turistica, anche se poi mi dovrebbero spiegare che incremento turistico può portare alla sagra dell'arancino di Rocca Cannuccio, si finanziano i soliti noti. Dall'altro lato ci sono circa 300 associazioni che prendono la metà, quindi dividendosi le briciole all'interno del FURS, che è il fondo invece dove ci sono dei criteri oggettivi, tra i quali quelli di essere in attività da 3 anni. L'inchiesta del quotidiano catanese svela nomi e numeri in un groviglio di interessi fra associazioni, agenti e comuni. Adesso siamo alla vigilia della sessione di bilancio all'ARS, dove già sono stanziati 3 milioni e mezzo nel DDL del governo per iniziative vagamente di promozione turistica, e probabilmente il rischio è che ci sarà un altro assalto alla diligenza. Frutec, il grande evento fieristico del Mediterraneo dedicato al tema dell'agricoltura e delle innovazioni tecnologiche. Dal 28 al 30 di questo mese nel Polo Sicilia Fiere a Mister Bianco. Desiree Ferlito. Frutec 2024, l'evento fieristico del Sud Italia dedicato alla transizione agroalimentare. Dal 28 al 30 novembre nel Polo Fieristico Sicilia Fiere a Mister Bianco di scena le eccellenze agroalimentari che vengono prodotte su tutto il territorio nazionale, strizzando l'occhio ai prodotti regionali, con la valorizzazione delle produzioni biologiche dall'agricoltura alle innovazioni tecnologiche. Frutec vuole valorizzare quelle che sono le eccellenze del territorio, tutto quello che il territorio con vocazione agrumicola, appunto la Sicilia quello è, riesce a produrre, e con la fascia del trasformato e non solo, avendo una parte internazionale che sono i buyer internazionali che abbiamo coinvolto per l'esportazione dei nostri prodotti, Sicilia Fiera punta appunto all'internazionalizzazione dei nostri prodotti. 3 giorni intensi tra networking e incontri, una vetrina importante dove scoprire le novità in questo campo. C'è stato un coinvolgimento importante della comunità scientifica nazionale affinché vengano qui da noi, in questa terra meravigliosa dove l'ortofrutta ha un valore assai importante, a raccontare tutto quello che è l'innovazione. Frutec guarda al futuro e si pone l'obiettivo di diventare un luogo di scambio, confronto e soluzioni, proprio all'indomani dell'approvazione del bilancio in giunta che destina importanti fondi per il settore agricolo. Siamo ancora immersi in una siccità che è stata terribile, e quindi è chiaro che in situazioni di questo tipo il sostegno finanziario alle imprese agricole è uno degli strumenti più efficaci per combattere la siccità. Il futuro è nella terra che calpestiamo ogni giorno. Per questo Frutec, oltre che agli imprenditori del settore, si rivolge soprattutto ai giovani, perché i ragazzi non dimentichino che il territorio è una risorsa indispensabile, sia in tema di produttività che di sbocco lavorativo, in un territorio dalla fortissima vocazione agricola. Musica con Atlantide, torna in Italia dopo 2 anni di concerti in giro per il mondo Alberto Urso, dalla vittoria ad Amici ai successi nelle radio italiane con il suo canto pop lirico. Desiree Ferlito. Nel 2022 la sfida è oltre confine. Alberto si unisce ai canadesi The Tenors, uno dei gruppi musicali più importanti a livello internazionale, potendo così portare la propria musica in giro per il mondo. Il
La nostra pausa, tra poco per il calcio, le anticipazioni su Crotone e Catania, che sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Telecolor. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci di nuovo insieme. Prima del calcio una notizia di poco fa: il neoprocuratore di Catania Francesco Curcio ha ottenuto l'anticipato possesso dell'incarico. Nei prossimi giorni quindi lascerà la direzione della procura di Potenza. L'insediamento è previsto per la prossima settimana, la data più accreditata è quella di lunedì 11. Siamo al calcio, domenica partita che sa già di spartiacque per il Catania, che giocherà a Crotone. Rossazzurri che devono ritrovare la via del gol dopo gli sprechi con il Messina. La gara dello Scida sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Telecolor. Marco Carli. Ritrovare la strada del gol, l'obiettivo più importante del Catania nella prossima partita con il Crotone. I rossazzurri fino ad ora sono a quota 15 realizzazioni totali, di cui solo 4 in casa. In trasferta invece gli etnei hanno trovato la via della rete in 11 occasioni, un dato incoraggiante in vista della partita dello Scida. I rossazzurri, distaccati 9 punti dal Benevento capolista, pagano indubbiamente la frenata di questa fase di stagione. Quando il calendario paradossalmente sembrava più facile, gli etnei hanno invece rallentato. La cosa, che da un lato stupisce, è spiegabile tatticamente. Al netto degli erroracci individuali visti col Messina, il Catania soffre in questa fase quando gioca contro squadre chiuse, soprattutto da quando sono assenti i centrocampisti chiave in grado di rompere il gioco avversario. E in tal senso è incoraggiante vedere Sturaro che lavora per provare a rientrare nel più breve tempo possibile. Per lo Scida tornano Quaini e Guglielmotti, c'è anche De Rose pronto a giocare qualche minuto a Crotone, così come D'Andrea, anche lui alla ricerca del gol perduto. Già, perché i dati parlano di un Catania comunque pericoloso, ma gli sprechi sono stati tanti, soprattutto con il Messina. Si lavora dunque per trovare la quadra in attacco. Ci proverà Toscano contro un Crotone che proviene da 5 risultati utili consecutivi. Squadra che rispetto al Catania cerca maggiormente il tiro da fuori. Difensori e portieri avvisati, anche se in questo caso i dati parlano a favore degli etnei, terza miglior difesa del girone con 9 gol subiti. Crotone-Catania sarà ancora su Telecolor. Seconda partita consecutiva in chiaro. Dopo il derby con il Messina verrà trasmessa in diretta la partita dello Scida, in programma domenica alle 19.30. 4 ore live a partire dalle 18.30 con la presentazione dell'incontro e le voci dei protagonisti, il racconto del match e un ricco post-gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. Noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento come al solito è per le 20, buon pomeriggio.